La Regione assumerà centinaia di nuovi medici per far fronte ad una carenza storica che si fa sentire in Veneto come nel resto d'Italia. Colpa di un quadro di programmazione nazionale sbagliata, sostengono a Palazzo Balbi, con meno borse di specializzazione rispetto al numero annuo di laureati e con un cammino di studi molto più lungo rispetto ad altri stati europei. Ma garantire i livelli essenziali di assistenza è un obbligo costituzionale al quale la Regione non intende sottrarsi, dice Zaia, e allora il Veneto fa da solo attraverso l'approvazione in giunta di 2 delibere forti che potrebbero fare da apripista anche a livello nazionale. Quanti medici assumerà la Regione Veneto? Sono 500 medici, 320 sono per il pronto soccorso, 180 per la medicina generale, quindi sono dedicati a medicina generale e geriatria, saranno neolaureati che avranno avuto ovviamente l'abilitazione e quindi un bando che prevede una fase di formazione, 92 ore di formazione teorica presso la nostra scuola di sanità e poi 2 mesi di tirocinio in corsia per un 38 ore alla settimana. Le nuove assunzioni avvengono dopo diversi tentativi di rinforzare gli organici per le vie tradizionali, a cominciare dai numerosi concorsi avviati da Azienda Zero, che però in molti casi hanno visto un'adesione anche di molto inferiore rispetto ai fabbisogni segnalati dai direttori generali delle ULSS. Quali sono le tempistiche dell'assunzione? 15 settembre per i 320 il primo bando, 15 ottobre da quello che abbiamo preventivato il secondo bando che è quello dei 180, quindi 15 settembre per i 320 di pronto soccorso, 15 ottobre per medicina generale e geriatria e dopodiché fatti i bandi, le selezioni si inizierà con la formazione di questi 500 medici. È un provvedimento che non ha precedenti in Italia, che potrebbe anche fare giurisprudenza. Come quello dell'autonomia, come quello delle Olimpiadi, come quello del patrimonio dell'umanità. Siamo qui per lavorare, non per fare robe che ci dicono di fare da Roma, perché sennò qui fallisce tutto, quindi bisogna andare avanti e fare cose innovative. Il Veneto dunque fa le prove generali di quell'autonomia che per ora rimane bloccata in Parlamento. Zaia ha confermato che continuerà a chiederla chiunque sieda a Palazzo Chigi. I medici saranno assunti a tempo indeterminato. L'operazione avrà un costo annuo di circa 25 milioni.